nausea, come si sa, come la maggior parte dei giovani di oggi, io purtroppo sono disoccupato, non lavoro. Alle volte mi capita di fare qualche lavoretto, un poco travaglio e un poco no. Purtroppo mi devo agganciare e purtroppo se uno vuole campare, soprattutto con queste tasse che paghiamo, con tutte queste cose, deve fare così, si deve dare da fare. Ora io alle volte mi arrangio praticamente a fare dei trasporti. E chissà, cioè, c'è qualche famiglia magari che abbia bisogno di trasportare qualcosa o di caricare qualcosa in dialetto, io praticamente mi do da fare. E lo faccio in compagnia di qualche amico mio. Naturalmente conosco mezzo di trasporto. E già, questo amico mio un giorno mi telefona e mi fa, dice, sai, dice, c'è di fare, dice, una consegna. Una consegna? Dice sì, dice. E mi dice trasferire, dice, una lavatrice, dice, un punto a naso. Una lavatrice, dice una lavatrice. Ora giustamente le lavatrici sono elettrodomestici che pesano. Soprattutto perché ci sono lavatrici e lavatrici. Siccome noi dovevamo trasportare una lavatrice che oltre a essere lavatrice era pure asciugatrice, perciò il peso diventava doppio. Ma comunque, basta la buona volontà, ci disse va bene, a monete. Acchiappiamo, io e lui, e acchiappiamo e ci siamo incamminati con il nostro mezzo di trasporto, una motovare, abbiamo preso la lavatrice e l'abbiamo andata e siamo andati a consegnarla. Arrivati in una via mi fa, dice fermate, dice cai. E mi sono fermato, siamo scesi, abbiamo abbassato le sponde della motovare, abbiamo preso questa lavatrice, giustamente era bella pesante. Io l'ho presa da una parte, lui l'ha presa da un'altra parte e con forza siamo andati a consegnare. Anche qua giustamente siamo entrati nel palazzo. Appena vedi questo palazzo dice, ma non è un palazzo, cai, dice cai. Inizia che dice, e ora dice, ma chiamare Scanini? Dice, io non fare. Pazienza, a noi, e ci siamo camminati. Trasfermo il Guittuni, che era abbastanza ampio, ci capiva la lavatrice. E siamo andati avanti, dice, ma c'è l'ascensore, dice aspetta che t'arrivo. Dice niente, dice non c'è né ascensore, ma non trovate, l'ascensore ci vogliamo fare a piedi, dice a piedi. Dice che vuoi, dice pazienza, dice appena chiamiamo, dice può essere che chi non dice oltre a pagare ne uno qualche cosa su vecchio perché capisci, va bene, acchiappiamo, a quanto euro qua, intanto quando è già e acchiappiamo. Abbiamo fatto il primo piano, giustamente. Io ero stanco perché ho tenuto una lavatrice, soprattutto una lavatrice e asciugatrice pesa e giustamente ci vuole sostanza. E non male che sono un tipo giustamente che resisto. E ci siamo fatti il primo piano. Ha chiamato io, a io, siamo andati al secondo piano. Arrivato al secondo piano stentavo, sai perché giustamente la lavatrice era pesante, ma la forza di volontà era talmente tanto e soprattutto la fame. Per cui sono andato. Arrivato al terzo piano, però ve lo giuro, non ce la facevo più. Allora mi sono fermato e ci disse l'amico mio, ci disse Talia, fai una cosa, a chiaro e vedi quanto piano mancano. Ci disse perché io, ci disse onestamente, ma riposo perché non ce la faccio più, ti aspetto qua. L'amico mio mi fa, dice va bene, dice a chiaro, dice ora scendo. Ok. E l'aspettai. Dopo un pezzo di tempo scende, si avvicina e mi fa, dice vedi, ci disse che, capito? Ci tantare dice due notizie, una bella e una brutta. Ah sì, ci si dimmi prima che già bella. Dice chi da bella dice che manca solo un piano. Ah, meno male, sai, sì. E dimmi che da brutta. Abbiamo sbagliato palazzo. Abbiamo sbagliato palazzo. Continuamente.